Ed è buongiorno, benvenuti e bentrovati a questo nuovo appuntamento di Io Compro Siciliano Live, il nostro appuntamento quotidiano delle 12, tutti i giorni dal lunedì al venerdì. A voi tutti, carissimi amici del popolo di Io Compro Siciliano, buon giovedì 29 di ottobre. Noi continuiamo a viaggiare in Sicilia, sì, perché oggi vi porteremo, più che in Sicilia, vi porteremo un po' in giro per il mondo, sì, perché avremo, oltre alla nostra consueta rubrica del giovedì a cura di Davide Morici, attenzione, vi porteremo dalla nostra specialissima ospite. Lei è una grandissima attrice, molto conosciuta, avremo modo di presentarla. Lei, siciliana doc di Lentini, si trasferisce per un periodo a Roma e poi a New York. Ci racconterà con grande forza, con grande passione, con grande determinazione quella che è la sua vita artistica, quindi rimanete con noi perché avremo Eleonora Micali, quindi ancora grandi sorprese, ma permettetemi di iniziare nel nostro consueto modo. Grazie, 258.138 volte grazie. Grazie sempre, grazie ancora. Continuiamo a raccontare la nostra Sicilia, le nostre aziende, il nostro territorio, le nostre potenzialità, le nostre eccellenze, ma ancora vorrei suggerirvi, per chi ancora non l'avesse fatto, di visitare il nostro marketplace www.iocomprosiciliano.com. Troverete la Sicilia, troverete i suoi prodotti, i suoi profumi. Sarà bello conoscere anche le antiche ricette, pensate, attentamente selezionate dallo chef Mariano Carbonetti e da Francesco Caravello, che hanno portato alla luce persino, pensate, le antiche ricette della nonna, anche quelle custodite all'interno dei monasteri. Insomma, sarà un viaggiare non solo attraverso il gusto, ma anche attraverso l'arte. Oltre 50 aziende, oltre 2000 prodotti, sempre con quella che è la qualità, identità, provenienza. Noi oggi parleremo di quello che Io Compro Siciliano in questi mesi ha rappresentato anche per le aziende, perché Io Compro Siciliano vuole essere, come diciamo sempre, un supporto anche per le aziende, per portare avanti sempre, e a maggior ragione in questo periodo, noi lo diciamo, l'entusiasmo. Non perdiamo l'entusiasmo, a tutti quotidianamente dico e diciamo: non molliamo. E adesso ve lo dirà anche attraverso questo bellissimo racconto, perché vi racconteremo la storia di un amico del popolo di Io Compro Siciliano, ma lo faccio fare a lui. Signori e signori, noi oggi al giovedì abbiamo la rubrica del Chiedimi pure, e chiedo al mio regista Paolo Gatto di mandare la sigla. Signore e signori, al giovedì la rubrica del Chiedimi pure a cura di Davide Morici. Buongiorno Katiuska, buongiorno a tutto il popolo di Io Compro Siciliano. È passata un'altra settimana. È passata un'altra settimana, Davide. Noi oggi abbiamo il nostro consueto appuntamento, così come dicevo ad apertura, siamo in giro per la Sicilia, perché lavorare passo dopo passo, step by step, per cercare di portare il grande messaggio della Sicilia nel mondo, e il mondo, come dite voi, Davide, il mondo in Sicilia. Io mi piacerebbe fermarmi un attimo a parlare delle tante storie, ma ce n'è una nello specifico, perché Io Compro Siciliano è diventato ormai un punto di riferimento per il popolo di Io Compro Siciliano, per le aziende, per la crescita quotidiana. Mi piacerebbe che ci raccontassi una delle tante storie legate proprio alla crescita, alla comunicazione, l'importante della comunicazione e soprattutto l'importanza del messaggio di Io Compro Siciliano. È proprio sì, quello che hai detto tu assolutamente, nel senso
in questo momento, un momento difficile, io sempre più ultimamente penso a due frasi che dividono un periodo di 6 mesi fa dal periodo di oggi, cioè ovvero andrà tutto bene e non mollare. Andrà tutto bene perché, lo dicevamo, noi abbiamo costruito questo fenomeno che io compro siciliano, che oggi è diventato assolutamente assolutamente è diventato una realtà imprenditoriale fortissima. Abbiamo costruito tutto sulla andrà tutto bene, abbiamo diffuso ottimismo in un periodo che non aveva precedenti. La Sicilia ci ha risposto, la Sicilia ha fatto rete, la Sicilia ha creato tutti i presupposti per poter costruire sempre più questo progetto, che è cresciuto. Oggi invece diciamo non mollare, perché stiamo rivivendo un po' tanto di quello che abbiamo vissuto 6 mesi fa, ma oggi sempre più diciamo non mollare, che è il sinonimo di un'azione, cioè del fare. Devi fare e devi assolutamente fare. Non puoi mollare, quasi a significare non devi pensare, devi agire, perché l'esperienza ce l'hai, l'esperienza della tua vita, l'esperienza della tua attività lavorativa, ce l'hai dentro, quindi devi agire. Nonostante oggi è complicato agire, ma proprio per questo mi lego anche a quello che oggi sono il reinventarsi. Reinventarsi, cioè le proprie attività le dobbiamo trasformare, le dobbiamo implementare con anche nuovi sistemi di comunicazione, perché tenerci legati a quello che è solo la tradizione oppure a quello che andava bene fino a 6 mesi fa e andava benissimo sulle nostre attività, oggi sicuramente non vale, cioè è successo qualcosa che ha cambiato gli equilibri e le dinamiche anche di tutto quello che è il mondo commerciale. La prova è proprio l'esempio di Io Compro Siciliano, che è una realtà che è nata nei social. Oggi i social comandano, oggi una fotografia presentata bene comanda, uno spot che gira sui social comanda, molto più di altri sistemi che si utilizzavano fino a 6 mesi fa. E noi stiamo investendo e abbiamo investito sin dall'inizio con Io Compro Siciliano su tutte queste dinamiche, e proprio per questo abbiamo creato anche questa piattaforma, il marketplace, che è sempre più riceviamo ordini da varie parti del mondo e molti dal nord Italia, nonostante i nostri partner sono sempre più in giro per il mondo, e proprio per questo la Sicilia nel mondo, ma noi riceviamo sempre ultimamente molti ordini dal nord Italia, perché crediamo nell'eccellenza e crediamo che quell'eccellenza deve essere sinonimo di competenza e deve essere promossa. A proposito di esperienza, un attimo io interrompo poggiandomi su due cose che hai appena detto, Davide, nel senso sicuramente in questi mesi è cambiato anche il modo di comunicare. Noi stiamo molto investendo in quella che è proprio la comunicazione, i nuovi format che verranno inseriti nel palinsesto, ma mi piace anche ricordare insieme quello che ormai è diventato anche Io Compro Siciliano come promotore di grandi importanti eventi, quali è stato per esempio quest'estate il Palio dei Normanni, ottenendo tra l'altro in 3 giorni veramente grandissima visibilità, non solo di questo evento che è tra l'altro iscritto al registro degli importanti eventi regionali, ma anche per quelle che sono state le visualizzazioni, giusto? Perché in 3 giornate c'è stato veramente grande risultato. sì, assolutamente un ottimissimo risultato, perché abbiamo avuto più di 1 milione di visualizzazioni in soli 3 giorni. Sì, Palio Normanni è uno dei grandi eventi della regione siciliana e poi è iscritto a livello nazionale nelle gare, quindi è riconosciuto a livello nazionale, quindi uno dei grandi eventi. Il fenomeno comunicazione di Io Compro Siciliano, sempre più ci chiamano, fino a 2 giorni fa ci ha chiamato un comune della siciliano: io voglio voi, io voglio Io Compro Siciliano, io voglio assolutamente che voi promuovete e promuoviate le aziende, il territorio, perché lo diciamo sempre: se vuoi vendere un prodotto, che sia la Sicilia o che sia la marmellata, devi raccontare la sua storia, devi partire dal racconto del territorio, dove nasce, con chi nasce, quali mani lo utilizzano. Devi partire da questa storia, partendo da questa storia di conseguenza arrivi alla vendita. Dicevo, a proposito proprio di tutto questo, mi piace raccontare un'esperienza che ho vissuto la scorsa settimana, cioè
mi è arrivata una telefonata di un utente che poi ho visto era anche un musicista, un bravissimo musicista, un cantante musicista, e io lo conoscevo, perlomeno ho visto questa attività. Insomma, lui mi fissa un appuntamento, lo racconto in breve, in azienda da lui, lo concordiamo, vado in azienda da lui e mi fa vedere che lui di famiglia, questa azienda si occupa di occhiali, insomma, azienda trentennale della famiglia che vende occhiali, un bel negozietto, è strutturato con tanto di laboratorio, è un bel laboratorio. Poi mi fa salire sopra, insomma, mi fa girare la struttura, eccetera, e poi mi porta in ufficio. Andiamo in ufficio da lui, c'è il tavolo, classico tavolo che troviamo un po' in tutti gli uffici. Sopra il tavolo trovo una serie di cover e una serie di occhiali, tutti legati, collegati alla nostra terra, alla Sicilia, e lui mi dice subito: guarda tutto questo, io ti dico, ma vi dico, perché poi lo dice a tutti, grazie. Grazie perché? Perché grazie a voi ho costruito, sull'esperienza che avevo della famiglia, perché sicuramente l'esperienza e la competenza ti fa arrivare anche prima ai risultati, non possiamo improvvisarci, parliamo sempre di formazione, quindi devi avere le giuste competenze, però su quell'esperienza una settimana dopo che voi eravate nati come gruppo, quindi noi ricordiamo sempre che il gruppo, anche se la pagina è nata prima, il progetto è nato prima, sempre sotto il lockdown, un mese prima, ma la pagina, il gruppo è nato il 12 aprile. Lui si ricordava la data, il 19 aprile ho postato un prototipo di un paio di occhiali, ed era solo un prototipo, non ne avevo neanche uno, sul vostro gruppo. Ho ricevuto milioni di like e molto più, tantissimi commenti, e proprio su quei commenti ho potuto costruire un progetto che è quello che oggi vedi sul tavolo e che mi ha portato anche a costruire e a creare il sito e-commerce, mi ha portato attraverso voi a costruire, a strutturare un'azienda. Quindi io vi dico grazie innanzitutto perché mi avete dato un'opportunità che oggi assolutamente l'ho messa a regime, ma sono felice e voglio, proprio grazie a voi e anche grazie alle vostre competenze che ci riconosce, voglio costruire con voi una linea, quindi abbiamo iniziato a parlare proprio del fare, di tutto quello che avremmo potuto fare. Questa è la dimostrazione che dobbiamo stare sul pezzo, dobbiamo non mollare, dobbiamo essere audaci, perché l'esperienza nella vita è un bagaglio che nessuno ci può togliere e dobbiamo metterlo a frutto. E quando c'è l'esperienza, se siamo un po' più audaci e se non lo siamo, dobbiamo fare squadra con chi lo è, perché poi alla fine l'unione, la squadra porta i frutti. Dobbiamo essere anche assolutamente predisposti alla sinergia e di conseguenza le cose usciranno. Quindi mi piace chiudere questo intervento per come l'ho aperto, un po' come si fa negli spettacoli artistici e teatrali, che oggi ne abbiamo anche un esempio, che è bello iniziare e finire nello stesso modo, proprio per non dare un tempo, per lasciare lo spettacolo senza un tempo. Dobbiamo, se prima dicevamo andrà tutto bene, oggi diciamo sempre più non mollare. Non mollare deve essere il sinonimo dell'azione, del fare. Dobbiamo fare. Fare significa pensare, chiamarci, condividere esperienze e costruire su quelle. Io Compro Siciliano c'è, ha creato una struttura e la sta sempre più implementando, che è da supporto a tutto quello che sono le imprese siciliane. Ricordo che più di 2700 imprese hanno aderito al progetto e che noi stiamo sempre più andando a trovare, perché le vogliamo conoscere, vogliamo fare l'audit e vogliamo creare i presupposti per un grande progetto della Sicilia nel mondo. E a proposito, Davide Morici, a proposito della Sicilia nel mondo, beh, carissimi amici, attenzione, perché oggi con noi abbiamo un'ospite specialissima. Lei è una grande artista siciliana, ha vissuto per un periodo a Roma e poi a New York, ma la cosa bella è che lei ha portato la sua forza da siciliana con sé, riuscendo ad arrivare veramente in grandi palcoscenici di New York ed affermando la sua forza e la sua bravura. Noi siamo felici di avere oggi con noi Eleonora Micali.
Buon pomeriggio, grazie a voi per questo invito, è un grande piacere. E comunque Eleonora Micali. Micali, hai visto? Ho già sbagliato e quindi già iniziare così penso di No, recuperare l'ora in tranquilla, corso tranquilla. d'opera. Sono io Allora, un po'... No, ma è giusto, come? È giusto. Sapessi il mio nome in quante volte, in quante versioni mi hanno, diciamo, cambiato, che poi io dico sempre Katiuska, ma di origine sicilianissime. Certo. Mia mamma leggeva Tolstoi e per cui è andata così. Senti Eleonora, iniziamo subito questa bellissima conversazione con te. Donna siciliana di grande forza, di grande passione, tu giovanissima, appena diciottenne, parti per rincorrere questo tuo sogno per il teatro, per il cinema e arrivi a Roma. Partiamo da qui. Allora, quando avevo 4 anni dissi che da grande avrei fatto l'attrice e quindi conta che non volevo fare neanche le scuole superiori perché era una perdita di tempo, volevo subito partire con un'accademia di teatro e cinema, ma ovviamente ho finito le scuole superiori e poi ho preso la mia valigetta di cartone, se così si può dire, e sono partita per Roma, dove ho frequentato la Scaletta, che è appunto un'accademia di teatro e cinema, dove mi sono formata come attrice e dove ho vissuto 13 anni, e dove comunque la mia carriera teatrale il più è stata basata su Roma, ma ho lavorato al Teatro Greco di Siracusa, quello di Tindari, i Templi di Paestum, ho fatto sempre insomma la protagonista, i monologhi e quindi diciamo che non E sto qui a dire... no, e noi invece adesso piano piano percorreremo proprio la tua vita. Certo. Tu ti trasferisci a Roma, comincia lì la tua formazione da attrice. Qui ci sono tanti incontri, tante esperienze. Tu adesso stavi dicendo sono stati 13 anni meravigliosi, abbiamo avuto modo di vederti alla Rai con Butta la Luna 2, abbiamo avuto modo di vederti su Mediaset con Squadra Antimafia, abbiamo avuto la possibilità di vederti su tanti palcoscenici siciliani ma anche d'Italia, ma arriva un incontro con un regista perché Sì. c'è uno spettacolo che poi in realtà racconta di te, racconta dell'amore verso la tua famiglia, verso tua nonna, verso la tua terra, ed è esattamente certo. cosa? Allora, arriva questo incontro con il regista, che è anche il mio autore, Stefano Maria Palmitessa, il quale, insomma, dopo questi 13 anni bellissimi vissuti a Roma, dove appunto ci sono stati vari incontri, allora a un certo punto io decisi di voler fare questo salto, diciamo, pindarico, come qualcuno oserebbe dire, perché ho sempre avuto questa sensazione dentro di me che se fossi andata in America, insomma, sarei riuscita a raggiungere dei grandi obiettivi. E allora diciamo che nel 2012 io, dopo una lunga riflessione, decido che era arrivato il momento giusto per fare questo salto. E allora lì, insomma, ho fatto tutta una petizione per ottenere la green card, poi ho ottenuto una green card per le mie straordinarie ability come attrice. E allora, in tutta questa riflessione, in questa preparazione per questo trasferimento, parlando con il mio autore, regista Palmitessa, gli dicevo, sai, vorrei portare qualcosa di siciliano, però pensavo Pirandello, questo, quello, quell'altro, però poi dentro di me è nata proprio questa cosa di dire, ma no, ma io devo portare qualcosa che veramente appartiene a me, Eleonora Micali, perché tanto di cappello per Pirandello, per Verga, per tutti i grandi autori che abbiamo avuto, però ho detto io devo portare qualcosa di mio.
E allora lì parlando con Palmitessa, perché io nella mia vita appunto ho scelto di fare l'attrice, ma la mia vita è un set naturale tutti i giorni. Tutto quello che mi succede è veramente assurdo, surreale. E allora Palmitessa mi disse: Ma scusa, perché non butti giù questi aneddoti, questi racconti che tu mi hai fatto della tua terra, della tua famiglia, della tua infanzia, del trasferimento a Roma? E quindi ho iniziato a buttare giù questi, diciamo, questi eventi che poi ovviamente sono stati trasformati da lui in una drammaturgia teatrale, ed è venuto fuori questo One Woman Show, perché è un monologo che si chiama Una donna fantasiosa, un nonologo, perché l'ho dedicato a mia nonna, la persona diciamo che mi ha cresciuta, ma soprattutto è un testo molto brillante, perché lo sapete bene, dal dramma nasce la comicità e quindi è nato questa donna fantasiosa, un monologo che poi io ovviamente nel trasferimento a New York, negli States, nel 2017, È ormai vivo lì. diventato un manattologo. Sì, allora abbiamo iniziato col monologo che ovviamente lì è recitato in italiano, in Sì, siciliano, perché sì, ovviamente il siciliano chiaro. è il mio colore, è la mia lingua, Sì. e ci sono i sottotitoli in inglese. Poi, siccome ha avuto un successo enorme, perché è stato comunque rappresentato alla Federazione Italo-Americana di Brooklyn, alla Casa Italiana Zirilli Marimò di Manhattan, al Lincoln Center Campus alla Fordham University, e da lì ci siamo un po' montati la testa e da lì è nato poi Una donna fantasiosa, un manattologo. E ti spiego che cosa. E qua ci sono Manhattan. 3 lingue, giusto? E qua ci sono 3 lingue. Certo, questo è il manattologo, perché appunto Manhattan, quindi è tutto ambientato a New York, quello che mi è successo dall'arrivo ad oggi, e questo è recitato in italiano, in inglese, in siciliano, un'incursione sempre in altri dialetti come nel primo, perché io parlo diversi dialetti, e sempre con i sottotitoli in inglese. E quindi poi siamo stati al Meraviglioso. Festival di Matera, al Festival del Teatro Keiros in Roma, insomma un successo enorme. Però, siccome siamo sempre più montati, proprio ormai ci siamo E lanciati, vai. e vai, insomma, da questo manattologo adesso io sto iniziando a buttare giù gli altri aneddoti, perché nascerà un terzo monologo che sarà Una donna fantasiosa, un londonologo, perché London, perché ho Tra vissuto l'altro anche tu a hai Londra, vissuto a Londra e io ho hai vissuto vissuto a anche a Londra, a Malta. Malta, Esatto, sì, esatto. e quindi da lì nascerà il londonologo, che comunque sarà tutto in inglese, sarà il terzo della serie teatrale, ma la cosa Una importantissima, trilogia. certo, la cosa importantissima è che proprio adesso noi stiamo lavorando con appunto Palmitessa, Sì, il mio autore, che ha scritto dal manattologo, ha sì, scritto una sceneggiatura per una serie televisiva, e sì. quindi il progetto è appunto di fare questa serie televisiva per Netflix, che partirà dal manattologo, che quindi An sarà Orange to tutto. Red? Sì, An Orange to Red, e che comunque sarà ambientato a Manhattan, per poi andare alla seconda stagione dove tornerà al nonologo, quindi in Sicilia, in Italia, dove è che è partito il tutto, per poi andare alla terza stagione che sarà quella a Londra, perché in between, no? Tra il primo e il terzo, ma iniziamo diciamo da adesso. Eleonora, io ti fermo un attimino, vado un attimo da Davide, adesso leggiamo anche qualche messaggio. Davide, adesso ritorneremo un attimino a parlare, perché voglio trovare un gancio proprio parlando con Davide, perché Eleonora, saprai che Davide Morici, oltre ad essere uno dei fondatori di Io Compro Siciliano,
Lui vanta grandissima esperienza nel campo dello spettacolo, degli eventi, del turismo, è stato regista, è stato chiaramente organizzatore di grandissimi ed importanti spettacoli che hanno avuto anche questo grandissima area, non solo in Italia, nel mondo. Davide, prima di leggere i nostri messaggi, innanzitutto saluto al volo Benedetto Fontana, grande Katiuska, un bacio a te Benedetto, e poi continuiamo a leggere i messaggi. Fermiamoci un attimo con i messaggi. Davide Morici, quanto è importante, diceva prima Eleonora, io poi mi sono portata nel tempo fondamentalmente quella che è l'esperienza e il bagaglio. Beh, devo dire un po' anche quello che dicevi tu all'inizio della nostra puntata, è importante poi che ognuno di noi si porti il proprio bagaglio, e mi piace anche dire che ognuno di voi, Davide, nel creare questo punto di riferimento, perché oggi Io Compro Siciliano è non è più soltanto un fenomeno social. Oggi Io Compro Siciliano è una grande azienda, ha un piano industriale molto importante, molto forte, molto fitto, che riguarda le aziende, che riguarda l'arte. Quanto è importante poi il bagaglio che ognuno porta con sé in quello che poi è la realizzazione di grandi progetti, quale Io Compro Siciliano è. Guarda, per dirla sempre con esempi pratici, il click per far partire questo fenomeno è stato assolutamente istintivo da un lato, e dall'altro in maniera diciamo naturale, perché era un periodo particolare. Ma subito dopo il click abbiamo cominciato a strutturare grazie alle nostre competenze, grazie alle nostre esperienze. Questo bagaglio, come dicevo prima, è qualcosa che nella vita devi mettere in gioco, ti devi mettere in gioco, la devi vivere un po', sembra quasi cinematografica, da protagonista, ma di fatto qualsiasi ruolo lo devi vivere, e di conseguenza anche nel bene, nel male, nel dolore e nell'attività imprenditoriale, da tutti i punti di vista. Tutto questo ti porterà sicuramente a qualcosa. Poi a volte quella fortuna, che la fortuna esiste perché l'abbiamo anche vista, c'è chi l'ha vissuta, c'è chi la vive. La fortuna ti può far arrivare prima, magari rispetto a qualche altro, ti può fare anche, ti crea tanti sentimenti, che a volte vedi arrivare qualcuno prima, quando tu alla fine hai sudato tanto e quello magari in 2 secondi arriva. Ma guarda il tuo percorso e lavora sempre sul tuo percorso. Noi con Io Compro Siciliano, su questi sentimenti, su questi valori, abbiamo costruito un'impresa, la prima anche società benefit in Sicilia, e abbracciamo tutti. Noi siamo i primi, e lo dico sempre io, in primis che vogliamo, per rimanere in tema, investire sempre in cultura, investire nello spettacolo e investire nel sociale, perché attraverso questo investimento tu porti economie, non rimane fine a se stesso. Faccio un esempio: il sociale, fai un'azione, un'attività sociale, no, puoi creare gli indotti dando dei riferimenti. Ovviamente devi avere le competenze, devi strutturarlo, devi avere la docenza, devi avere i docenti, quindi è tutto un lavoro di squadra. Noi tutto questo lo vogliamo mettere a regime, lo stiamo mettendo a regime, e quando un imprenditore siciliano, e ci capita continuamente, ci dice: io non mi posso staccare dalla mia attività, io ho bisogno di voi, io se sono con voi è perché ho bisogno di voi che mi portate l'attività verso determinati scenari più ambiziosi. E i nostri collegamenti a livello internazionale sono sempre, l'abbiamo fatto vedere, lo facciamo vedere, li coltiviamo, abbiamo avuto sempre ospiti internazionali, quindi ancor più che oggi abbiamo Eleonora in America, che è diciamo una delle nostre inviate come Sicilia in America, in maniera naturale, istintiva, dove sicuramente possiamo andare a creare dei presupposti per promuovere dalla Sicilia lo spettacolo nel mondo, che poi è anche un po' il tema del format che a breve partirà, il nuovo format una volta a settimana che partirà sullo spettacolo, che è proprio questo il significato: promuovere la Sicilia attraverso il mondo. Cioè, quindi non attraverso noi siciliani, noi siamo dei portatori sani di cultura, ma attraverso
gli stessi personaggi internazionali, noi promuoviamo la Sicilia in una forma abbastanza bizzarra, quindi investiamo in cultura, investiamo nello spettacolo, investiamo partendo dalla nostra attività imprenditoriale. Io che vendo formaggi dico, ma che cosa c'entro io con lo spettacolo? Invece no, posso creare la situazione utilizzando anche l'artista e promuovendo e facendo vedere la mia azienda in maniera diversa. Questo solo se mi affido a persone competenti, come Io Compro Siciliano. Grazie Davide, io volevo leggere qualche messaggio da parte dei nostri amici. Allora, Sebastiano Scarso, bravi, ciao Sebastiano, grazie per essere con noi. John Blandi, guarda, John Blandi, cara Eleonora, è un siciliano e lui vive a New York, ma ci segue sempre, i saluti sono sempre ben graditi. Buongiorno Katiuska e Davide, un sereno giovedì a voi e a tutti gli amici di Io Compro Siciliano. Ciao John, il Faraone Palermo, ciao caro amico, grazie per essere in collegamento anche oggi. Buongiorno carissima amica Katiuska e Davide, alla nostra bravissima attrice Eleonora Micali. Quindi saluti anche a te. Sebastiano Musarra, buongiorno. Ciao Sebastiano, grazie per essere in collegamento. Ancora Marzia Monreale. Marzia è la nostra caporedattrice, ti sei sentita proprio con Marzia. Sì. Bravissima Marzia, e un saluto a Marzia e a tutto il team di Io Compro Siciliano. Ciao carissimi Katiuska e Davide, un saluto speciale alla nostra straordinaria ospite, esempio di forza, passione, arte e cultura siciliana nel mondo. Verissimo Marzia, verissimo. Grazie. Andrea Ieriri, buongiorno a tutti voi, un abbraccio da Londra. Ciao chef, lui è uno chef siciliano e vive a Londra. Ciao. Il Faraone Palermo dice: la particolarità di Eleonora, oltre di essere di grande talento come attrice, è la sua voce molto espressiva. Hai visto? La tua voce arriva, grandissima Grazie. Eleonora. Siamo alle ultime battute. Mi è piaciuto leggere una frase, e secondo me è importante anche rispetto a quello che diceva proprio all'inizio Davide Morici. È importante non mollare. Ora più che mai, diciamo, non molliamo perché dobbiamo cercare di reagire con grande forza, la tua stessa forza che poi hai messo decidendo di partire da una piccola cittadina siciliana per arrivare fino a New York. Sicuramente mi piace, e tu in realtà poi hai fatto una scelta proprio di vita. La vita è l'istante che va vissuto, che non torna più, perché è qui ed è ora che dobbiamo vivere e reagire. E tu Eleonora questo l'hai fatto proprio come una scelta, anche questa consapevole. Se posso insomma dire una cosa, cioè io vivo veramente qui e ora, perché è inutile dire andrei, farei, no, quelle sono tutte scuse. Allora vuoi fare qualcosa? Vai, fai, mettiti lì, l'importante, come dicevo prima, e avere chiaro quello che uno vuole, dove vuoi andare, non dimenticarsi mai delle proprie origini, da dove si proviene, perché per me, per esempio, le mie origini così semplici sono la mia forza, sono quello che mi ha dato proprio questa determinazione, questa voglia di andare, di fare, e quindi nonostante tutti gli ostacoli che comunque possono essere tanti, no? Dalla lingua, ai soldi, però sai, come si dice, volere e potere. E potere. Volli fortissimamente, volli, ma unito a questo c'è anche tanto lavoro. Io questa cosa la voglio dire, perché di solito si pensa sempre: ah sì, è carina, può fare l'attrice, è bella, può fare l'attrice, è carino, può fare... No, il lavoro dell'attore è un lavoro, c'è un sacrificio dietro enorme, non si finisce mai di imparare, è sempre una strada in salita, cioè non si arriva mai da nessuna parte. Cioè, voglio dirlo questo perché a volte magari arrivano dei messaggi un po' strani, si pensa che tutti possono fare tutto, non è così. Come dicevamo prima, c'è tanta preparazione, poi la fortuna o il momento che ti trovi al posto giusto, al momento giusto, che poi, io dico sempre una cosa, tutto inizia e finisce con noi.
siamo noi che ci creiamo le situazioni per cui poi le situazioni succedono. Poi ci può essere la persona più fortunata, nel senso che magari ha tutto più facile, però ricordati sempre che i grandi traguardi si raggiungono perché si procede step by step, perché tu Eleonora, costruisci una scala. Eleonora, Dimmi. ci piaci. Io non so che cosa, secondo me già in questo momento Davide Morici in questa posizione sta già pensando e organizzando mentalmente per unire le forze, perché noi crediamo fortemente nelle collaborazioni, nella rete, nel fatto di poter avere gioielli come te, e quindi chissà se qualche collaborazione con Io Compro Siciliano nascerà. Ne sono sicuramente certa. Davide, mi sa tanto che forse dietro questa espressione c'era forse già questo, vero? Ti conosco troppo bene. Assolutamente, anche perché è una forza. Io Compro Siciliano è, tra virgolette, ma è anche senza virgolette, una forza della natura, perché quella natura è la natura dei siciliani. Siccome la più grande risorsa al mondo sarà e sempre l'uomo, un po' per come anche Eleonora diceva, e allora assolutamente non potrà mai esaurirsi. E proprio per questo poi è la forza dell'unione, e quindi quando già una persona è determinata, ma se ne unisci 258.000 persone determinate, allora è una forza della natura, assolutamente. Si può smuovere tutto, si può smuovere tutto. E noi lo stiamo smuovendo e lo smuoveremo. E ancora non possiamo dire tutto, piano piano, step by step, come dire, camminare velocemente, quello che diciamo sempre. Carissimi amici del popolo di Io Compro Siciliano, siamo arrivati a chiusura di questa bellissima puntata. Noi ci vediamo domani, ancora domani, la rubrica Chiedimi pure, domani a cura di Giuseppe Giorgianni. Si parla di internazionalizzazione, si parla di digital innovation e si parlerà ancora di bandi come sostegno alle imprese, per cui ci vediamo domani alle 12, questo pomeriggio alle 18 aperitivo social, e noi siamo felici di aver avuto un ospite così speciale. Volevo ringraziare. Io vi ringrazio, grazie per questa bella intervista, ed è sempre bello comunque condividere la propria esperienza di vita artistica, ognuno nel suo settore, però è sempre una grande gioia. Grazie a voi. Grazie a Paolo Gatto in regia, grazie al team di Io Compro Siciliano, grazie Davide Morici. Ma prima di mandare il nostro video istituzionale, Eleonora, c'è una cosa che bisogna fare per chiudere ogni puntata, e dico ogni puntata, con i nostri ospiti. Potresti per favore, Davide, avvicinarvi alla telecamera? Ok, adesso dovreste ripetere con me. Io compro siciliano. Mi piace! Grazie per essere stata con noi, grande Eleonora. Grazie a voi. Ciao Katiuska, e grazie Eleonora, grazie Katiuska. Ciao. Video istituzionale. A domani.